Prima esperienza politica, ma un lungo lavoro nel mondo del sociale e del volontariato per Laura Ceccarini, assessora alla città solidale ed inclusiva e alla famiglia. Conosco molto bene le problematiche ma anche le risorse insomma, della nostra Vittorio Veneto. Abbiamo una città che ha un'età elevata e questo comporta la necessità di rispondere a tanti bisogni, quindi la sfida è grande. Ecco, c'è già una cosa che lei ha in mente che vorrebbe da subito portare avanti? Allora, parallelamente agli anziani ci sono i giovani e quindi mi piacerebbe molto riuscire a lavorare per i giovani e con i giovani, con delle politiche che li facciano sentire parte importante di questa città. Viene invece dall'esperienza maturata nella Giunta Tonon Barbara Denardi, neo-assessora al patrimonio, turismo e politiche per l'abitare. Mi attendono due sfide ed un macigno, ha detto alla presentazione. Due sfide e un macigno. Un macigno è il patrimonio, un patrimonio importantissimo, quello del Comune di Vittorio Veneto, che conta anche elementi di assoluto pregio. Pensiamo a Villa Papadopoli, che però sono in questo momento in totale degrado, oppure elementi appena entrati nel patrimonio come il Teatro da Ponte. E due sfide, le politiche per l'abitare e il turismo, da un lato per quanto riguarda la prima, perché rappresenta un elemento importante per la vita delle famiglie, degli individui. La casa riuscirà a trovare elementi innovativi per rispondere a nuovi bisogni, a nuove esigenze. E dall'altro il turismo, perché Vittorio Veneto merita di essere di nuovo protagonista